Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. È morto Antonino Crispo, l'80enne caduto ieri mentre raccoglieva oliva a Scordia nel Catanese. L'uomo deceduto all'ospedale San Marco di Catania, dove era giunto in codice rosso a seguito dell'allarme lanciato dalla moglie. Alarm Phone lancia una richiesta di aiuto e chiede alle autorità italiane e maltesi di intervenire per salvare 68 persone alla deriva su un gommone a sud di Lampedusa. Altri 20 risultano alla deriva da ieri, si troverebbero su un barchino in SAR maltese. E proprio a causa delle condizioni meteo marine proibitive sono state sospese le ricerche in mare dei migranti dispersi dopo il naufragio avvenuto venerdì scorso a Marinella di Selinunte, frazione di Castelvetrano nel Trapanese. È diventato virale un video pubblicato su TikTok da una 17enne di Modica nel Ragusano in cui la giovane denuncia le violenze subite dalla madre da parte dell'ex compagno. Il video inquieta e merita attenzione e il commento del sindaco di Modica. Il Tribunale di Siracusa ha assolto l'ex comandante della Polizia Municipale di Pachino Nicola Campo, l'ex vigile Aldo Corindia e l'imprenditore Luigi Angotti. Il primo era accusato di peculato, mentre gli altri due di favoreggiamento. Ed è tutto per questa edizione. Dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.